Benvenuti allora da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Vedete, ho un libricino in mano, si chiama Api e Apicoltura, preziosa risorsa per ambiente e agricoltura. Non è che vi presentiamo quest'oggi questo libretto perché questa è un'opera importante, fa parte della collana dei quaderni di Veneto Agricoltura, peraltro seguita molto bene da Renzo Micheletto. In particolare questo libro è anche curato da Giustino Mezzalira, ma noi abbiamo in linea, e lo vedete inquadrato, Lorenzo Furlan. Eccolo qua, ciao Lorenzo. Lorenzo è un dirigente di Veneto Agricoltura, ma è soprattutto un grande esperto, come posso dire, di attività agricole, mettiamole così, poi approfondiremo, e in particolare anche un grande entomologo, più che altro forse per passione. Proprio per questo, per mettere insieme queste due attività, cioè la passione e il lavoro, è partito proprio nel febbraio scorso, quindi 2 mesi fa, poco più, un progetto Interreg Italia-Slovenia dal nome, dottor Diversity, B, API, Diversity. Ecco, B sta per Api Diversity, quindi sulla biodiversità e sulle api. Ecco, innanzitutto inquadriamolo, è un Italia-Slovenia, quindi dove si svolgerà questo progetto? Si svolgerà in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia, regioni di confine, e avrà protocolli comuni che saranno applicati in tutte queste regioni per un periodo di 2 anni. Nel Veneto dove? Veneto, provincia di Venezia, soprattutto l'azienda pilota dimostrativa Valle Vecchia e zone circostanti. Ecco, allora qual è l'oggetto? Cosa si vuole studiare? Si vuole studiare in ambiti ben precisi, cioè siti della rete Natura 2000, il rapporto fra api e ambiente circostante e soprattutto api e agricoltura. L'obiettivo proprio ultimo è quello di proporre alle regioni che ci lavorano e in generale alla comunità europea dei protocolli, delle linee guida che migliorino il rapporto fra le api e le zone coltivate e naturali che le circondano per farle star bene, aumentarne la produttività e ridurne le minacce che sono state purtroppo sulla cronaca negli ultimi anni. Faccio il provocatore, ma a noi cosa ci importa dell'ape? Perché l'ape è così importante? Ce ne abbiamo tanti di insetti. Ecco, innanzitutto la biodiversità è un patrimonio, la biodiversità nel suo complesso è un patrimonio per noi e quindi senza neanche dare nomi e cognomi a tutti gli attori che la compongono, noi abbiamo il dovere e l'interesse prima ancora del dovere di preservarla. In ogni caso l'ape ha tutta una serie di funzioni che si monetizzano, che sono notissime, a partire dall'impollinazione. Le moltissime specie coltivate hanno bisogno dell'ape per produrre in modo soddisfacente e quindi abbiamo un interesse direttamente monetario a far sì che le api, e non solo le api, ma tutti gli impollinatori che ci sono nel nostro ambiente stiano bene per fare il servizio che ci serve. Ecco, adesso ho messo questo libricino qui in evidenza così per farlo vedere un po' meglio, questo opuscolo, questo quaderno di Veneto Agricoltura. Io adesso dico libricino, ma dentro ci sono i più importanti autori per quanto riguarda il settore. Si tratta di oltre 100 pagine, quindi voglio dire, chiamiamolo proprio volume. Detto questo, dottor Furlan, il rapporto tra api e agricoltura. Allora, è un rapporto dare-avere, perché l'ape fa un servizio all'agricoltura di sicuro. L'ape, io vorrei sempre associare all'ape anche i tanti impollinatori che conosciamo bene, ma che svolgono un ruolo importante nei nostri agroecosistemi, aiutano a produrre in termini quantitativi e aiutano a produrre in termini qualitativi. Quindi un aspetto importante di questo rapporto è il contributo alla produzione che ci danno le api e gli impollinatori in generale. Allora, noi sappiamo che le minacce all'ape sono molte, si parla in generale di moria delle api, ci sono problemi
di tipo generale, ovvero ci sono funghi che attaccano le api, ci sono insetti che attaccano le api, adesso si parla anche dell'arrivo di una grande vespa che anch'essa, ecco, allora come ci comportiamo? L'ape ha tanti nemici, come tutti gli organismi viventi, vediamo anche l'uomo, ecco, è di moda in questo momento, ogni organismo vivente è minacciato in un equilibrio molto complesso da parassiti e da elementi che possono, da organismi che possono causargli danno, in un equilibrio generale. Ovviamente l'ape ha tantissimi nemici e noi abbiamo l'interesse di non diventare anche noi un nemico, ma che riesca a trovare un equilibrio per cui riesca a essere produttiva sia per la produzione del miele e di altri materiali di pregio, ma anche per fornire i servizi ecosistemici, tra cui l'impollinazione. Come favorire questo? Con dei protocolli di coltivazione che evitino minacce importanti. Quindi, prima di tutto, il razionale uso degli insetticidi. Dove non servono, non usarli per nulla, quindi applicare la difesa integrata veramente bene, in modo concreto, come facciamo noi nelle nostre aziende pilota dimostrative. Tutta la problematica dei neonicotinoidi e degli insetticidi alla semina, noi lo abbiamo risolto alla radice. Non li usiamo per nulla perché applicando la difesa integrata sulla grandissima parte della superficie non serve, e qualora ci siano popolazioni da combattere con insetticidi alla semina, del mais soprattutto, ma anche di altre culture, ci sono alternative non chimiche che riescono a risolvere egregiamente il problema senza causare nessun rischio per le api. Senta, cos'è la difesa integrata, che ricordo peraltro è obbligatoria per decreto europeo? Sì, è obbligatoria per una direttiva europea, la numero 128 del 2009, poi recepita dalle legislazioni degli Stati membri. La difesa integrata è tutta una serie di azioni che si fanno per proteggere le culture, mantenere il potenziale produttivo più elevato possibile delle culture, riducendo al minimo gli effetti collaterali di queste azioni per proteggere le piante dalle diverse avversità. Si basa su tre principi fondamentali, che sono quello della prevenzione, cioè fare tutto quello possibile in via preventiva, creare un ambiente più stabile con molti insetti utili, con molti antagonisti dei parassiti che io voglio combattere, usare varietà resistenti che evitino quindi di dover ricorrere a fitofarmaci, eccetera, eccetera. Il secondo grande principio è quello di, dopo aver messo in atto il primo, valutare effettivamente il livello delle popolazioni ed intervenire solo contro i parassiti o le avversità in generale, solo quando si supera una soglia, escludendo moltissimi casi, perché in moltissimi casi questa soglia non viene superata. Terzo grande principio: qualora l'applicazione del secondo grande principio abbia evidenziato la necessità di un intervento, valutare bene se ci sono alternative non chimiche per controllare in modo efficace quella avversità. Ecco, la cosa mi sembra, scusi se la interrompo, la cosa mi sembra anche semplice ma tutto sommato complicata. La domanda è siccome sono molti gli agricoltori che ci seguono, ecco, per avere informazioni sulla difesa integrata, ripeto, che sarebbe obbligatoria, quindi non è che uno se vuole la applica o no, sarebbe da applicarsi, ecco, a chi si può rivolgere questo qualcuno? È obbligatoria l'applicazione dei principi secondo la normativa attualmente vigente, e ovviamente io ho declinato dei principi che possono apparire anche complicati, ma questi principi trovano cultura per cultura delle strategie molto concrete per l'applicazione. Per saperne di più? Per saperne di più, per quanto riguarda le culture erbacee, il bollettino culture erbacee di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino culture erbacee, si può iscriversi e ricevere la mail che continuamente aggiorna e in modo molto concreto ci dice
questa avversità non è apparsa, quindi trattamenti contro questa avversità, le nottue sono apparse adesso, vai a guardare adesso, se non vedi nessun danno, un danno sotto la soglia del 5% nel mais, non occorre fare nulla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, dell'avversità c'è una soluzione concreta per applicare la difesa integrata. Quindi se uno vuole saperne di più si rivolga a Veneto Agricoltura, lo dico io, penso anche con Difesa sia su questa linea, vero? Sì, certamente. Con Difesa collabora con noi in modo concreto, sia per la diffusione dei principi della difesa integrata, ma anche per offrire dei fondi mutualistici, delle forme assicurative che coprono il rischio dell'agricoltore nell'applicazione della difesa integrata. Quindi un agricoltore, un tecnico può applicarla con maggiore serenità. Quindi lo dico in maniera molto rude, se non lo fai per amore fallo per interesse, perché a questo punto anche l'utilizzo della difesa integrata può anche far risparmiare dei soldi all'agricoltore. Una intelligente applicazione della difesa integrata porta a una riduzione dei costi di produzione. Ottimo, allora noi chiudiamo questo approfondimento che è partito dalle api per arrivare alla difesa integrata, ma torniamo alle api. Allora le api sono un bene da preservare, per tutta l'agricoltura e per tutta la società, e quindi in ultima analisi un appello? L'appello è mettiamo in atto la difesa integrata, perché già questo indirettamente protegge le api. Quindi applicarla concretamente secondo quello che dicono i bollettini, secondo quello che si può trovare anche nelle diverse pubblicazioni nostre e delle università, di molti altri centri di ricerca, di per sé indirettamente protegge le api. Seguite poi il progetto Biodiversity, man mano andremo a riferire sulle novità e sui miglioramenti di strategia che riescono a garantire al contempo un buon risultato tecnico e produttivo per l'azienda agricola, mentre riescono a proteggere anche le api e a favorirne la produttività, perché dentro il progetto ci sono anche soluzioni per aumentare il benessere in generale delle api, la facilità di trovare risorse nell'ambiente e quindi di produrre anche il miele e gli altri prodotti pregiati dell'alveare. Grazie allora a Lorenzo Furlan, al dottor Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Ricordiamo alcuni riferimenti per saperne di più su queste cose: il sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org, oppure cercate sui motori, scusa un attimo Lorenzo, poi mi dici, oppure sui motori di ricerca cercate bollettino colture erbacee, Veneto Agricoltura troverete, oppure cercate il progetto Biodiversity, scritto Bologna Empoli Diversity con la I di York finale. Prego Lorenzo. Sì, volevo dire che c'è già anche sul sito una pagina Biodiversity, quindi si può approfondire il progetto già. Grazie Lorenzo Furlan, l'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura è fra 7 giorni, arrivederci a tutti. Grazie.